Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti all'ultima puntata di questa stagione. Sono andata avanti tanti mesi, vi ho fatto compagnia da maggio scorso, quindi oggi vado incontro all'ultima puntata e poi magari dalla prossima stagione dopo Pasqua ci saranno tantissime novità e spero che resterete sempre in nostra compagnia. Oggi a farmi compagnia c'è un mio carissimo amico. Sono strafelice di averlo qui con me, di preparare una ricetta a quattro mani insieme a lui. Manuel, finalmente sei qui! Ciao Alessia, ciao a tutti, sono molto felice di essere qui in Sicilia. Grazie! Ho aspettato un anno per la pandemia, ma finalmente sono qui. Bene. Manuel, non so se lo avete seguito, è stato mio ospite tante volte, sia in Io Compro Siciliano Chef che poi in compagnia anche di Francesco Caramello su Pomeriggio Social, quindi sono felicissima di averlo oggi insieme a me. Manuel, tu sei uno chef molto social, sei molto famoso. Vieni dalla Colombia, però giri il mondo alla ricerca delle ricette tradizionali ed è questo che ci ha accomunato e ci ha fatto pure conoscere. Sì, grazie. Sì. Ricerco e mi piace tantissimo di ricercare le antiche ricette del mio paese, della Colombia, del Caraibi. Ma c'è tantissimi ingredienti che abbiamo in comune, ma lo facciamo un po' diverso. In modo diverso, è vero. Oggi per esempio io ho scoperto appunto da uno dei post di Manuel che lui ha voluto cucinare le nostre classiche polpette realizzate con il pesce bianchetto, ma già dalle foto ho capito che non era realizzato in modo tradizionale siciliano e quindi vorrei insegnarti a fare la nostra ricetta. E in tuo onore userò uno dei tuoi ingredienti del cuore, il cumino, che è anche uno dei miei ingredienti del cuore, perché io sono cresciuta con una nonna libica e quindi il cumino era diciamo un ingrediente come il prezzemolo, veniva utilizzato un po' in tutte le ricette. Quindi la ricetta di oggi che vi proponiamo sono proprio le polpette di pesce bianchetto. Il pesce bianchetto è un pesce che è di una specie protetta, quindi non si può pescare in tutte le stagioni, ma spesso si trova appunto di allevamento già decongelato come quello che stiamo utilizzando noi stamattina. Poi ci serve del pangrattato, dell'aglio, del prezzemolo, del peperoncino se vi piace, delle uova. Io amo dare uno sprint in più con della scorzetta di limone e poi anche del pecorino. Se vi piace un po' il sapore proprio tipico siciliano, very strong. Manuel, io comincio un attimo ad assemblare i miei ingredienti e ti pregherei di tradurre per me in inglese o in spagnolo per i nostri amici che ci seguono dall'estero cosa stiamo per fare. Ok, va bene. Vai, Manuel. Ok, entonces comenzamos cogiendo nuestro pescado que se llama neonato. Neonato o en Colombia bianchetto? se llama tití. Y vamos a hacer unas albondiguitas que traducen del italiano o croquetas, porque llevan miga de pan, ajo, perejil, un poco de pimienta picante peperoncino. Alessia, en honor a nuestro sabor caribe, va a usar un poco de comino, que utilizamos nosotros en Colombia tanto, huevos, limón y un poquito de queso. Entonces, comenzamos a hacer las croquetas con el pescado y el huevo. Allora, adesso io comincio a miscelare i nostri ingredienti. Tolgo un po' di pesce perché voglio realizzare l'impasto perfetto da poter mostrarti. Aggiungo un uovo. Entonces agregamos un huevo y siempre como en la comida y sobre todo en la comida italiana estamos buscando los ingredientes más frescos, los ingredientes sicilianos de temporada y estamos buscando el estado óptimo. Y ella va
con su experiencia agregando el pescado, los ingredientes para lograr la consistencia que quieren. Poi aggiungiamo dell'aglio. Y ahorita agregamos el ajo. Mi raccomando, non molto, altrimenti andiamo a coprire il sapore delicato del nostro pesce. Y no le ponemos mucho porque si no nos va a no permitir saborear el pescado. Entonces le ponemos muy poquito. Nosotros en Colombia estamos más acostumbrados a usar ajo. Ho detto che solamente ho capito. Allora, adesso andiamo ad aggiungere anche un po' di prezzemolo. Un poquito di perejil. Anche qui non troppo, altrimenti saprà tutto di prezzemolo. Tampoco le ponemos mucho. Ma l'accoppiata prezzemolo, cumino e limone darà uno sprint alla nostra ricetta non indifferente. In questo momento io non sto andando ad aggiungere il sale perché eventualmente lo andrò ad aggiungere solo al termine della nostra ricetta, proprio sulle polpette, perché a volte questo pesce è molto salato, quindi devo andare a prevenire il sale del nostro pesce. Vado ad aggiungere un pizzico di cumino. Pero estamos echando comino, pero no le ponemos sal porque este pescado es un poco salado y se la vamos a agregar a última hora dependiendo de cómo está salado y cómo es el sabor. Y esto es bastante, el peperoncino bien picante. Ma abbondante solo perché dobbiamo mangiarlo noi, perché altrimenti, ecco, cercate di equilibrare i sapori, ma noi siamo un po' caraibici, un po' nordafricani, quindi siamo una bella accoppiata. Tu sei caraibico, io un po' nordafricana dentro, quindi il peperoncino mi piace molto. Y queremos ponerle bastante picante para que tenga un buen sabor, un sabor fuerte, siciliano, colombiano y un poco de africano también. Sì. Adesso aggiungo un po' di pecorino. Y este es el queso, que es queso pecorino, que es queso de oveja. E vado ad aggiungere un po' di scorza di limone. Y un poco de cáscara de limón. Noten como lo hizo ella con este rallador, que nunca se va la parte blanca, es la parte amarga, amara. E adesso l'ultimo tocco, come vedete qui l'impasto è molto liquido, quindi per dare la consistenza a questo impasto vado ad aggiungere un po' di pan grattato. Y vamos agregando la miga de pan poco a poco para lograr la consistencia que queremos para poder hacer las pequeñas albondiguitas o croquetas. Quindi rispetto alle tue polpette che ho visto l'altro giorno che hai realizzato, non abbiamo un impasto come la polpetta di carne duro che si va a formare la nostra polpetta, ma abbiamo un impasto molto morbido e delicato. Quindi andremo poi a formare semplicemente delle quenelle con i nostri 2 bei cucchiai, in questo modo, per poter creare delle polpettine, perché adesso l'uovo con il pan grattato andranno ad addensare il nostro composto, ma a renderlo soffice come una bella nuvola. Aquí Alessia vio una foto que puse de un restaurante que estuve en Caltagirone, donde son las cerámicas famosísimas de Sicilia, y no era apropiada. Por eso que está enseñándome cómo hacerlo. Quiere que sea una pasta bastante suave y la va formando con las 2 cucharas. Ok, allora andiamo a procedere alla cottura. Y ahora vamos a fritarla. Io per la velocità dell'esecuzione vado a friggere in friggitrice, ma voi potete friggere in padella o anche in forno. Y esto se cocina rápidamente y a veces es mejor ponerlo a refrigerar un rato antes para que se mantenga en su forma. Pero es una cocción muy rápida porque es un pescado muy tierno, muy delicado. Ok. Por favor. Sì. Come vedete è una cottura molto veloce, già Manuel l'ha tradotto in spagnolo, quindi non abbiamo bisogno
di cuocere queste polpettine a lungo, anche perché questo pesce è molto delicato, però abbiamo la necessità di friggere in abbondante olio, in modo tale che le nostre polpette possono espandersi, possono diventare belle, morbide e croccanti, come piacciono a noi siciliani. In questo modo noi rispetteremo il prodotto del pesce così delicato e così buono, senza andare con troppi condimenti che possono essere il pangrattato o l'uovo. Non andiamo a coprire questo sapore. Y aquí ya están listas, se cocinó muy rápidamente en abundante aceite y una vez más el secreto es el pescado fresco que fui esta mañana de Andrea sí. a recoger lo que Alesia lo había mandado a pedir y los condimentos que le ha puesto, como dice Alesia, muy pocos, muy sutiles para poder disfrutar del sabor del pescado. Y seguimos haciendo otro par más. Ringraziamo la pescheria Bottaro del mercato di Ortigia. Stamattina Manuel è andato a comprare questo pesce per me perché io abito a Palazzolo, quindi ero un po' in ritardo. Ho chiesto a lui di andare a ritirare il pesce. Quindi grazie Andrea per averci messo da parte questo pesce che tenevo moltissimo a mostrare a Manuel come si realizza appunto per rispettare la nostra tradizione. Questo è un pesce, è anche un modo per far mangiare ai bambini il pesce, o anche un modo per la cucina di recupero, perché se per esempio avete del pesce avanzato dal giorno prima, cotto in forno, bollito, potete spinarlo e potete creare delle polpette, delle crocchette di pesce che saranno buonissime in ogni momento, perché potete cucinarle semplicemente in una pentola antiaderente, potete cucinarli al forno e siete sicuri che saranno graditi a tutti, sia come antipasto che proprio come un vero e proprio secondo. También se puede hacer al horno, como nos está diciendo ella, pero creo que esta es la mejor, esta es la manera óptima frita, ¿no? Sì, è il modo classico, però... Il modo classico è ecco. Tu sai che noi in Sicilia friggiamo tutto. Anche noi. Anche noi. Nosotros fritamos ecco, todo. Friggiamo tutto e quindi è ovvio che il modo classico è quello di friggere queste polpette che però a volte per una dieta o per un'alimentazione un po' più sana non si può mangiare o abusare troppo della frittura. Quindi è un modo delizioso per poter cucinare il pesce, diciamo è il modo più delizioso di mangiare il pesce, però se si vuole realizzare una polpetta più sana la possiamo cucinare in forno, semplicemente in padella, in una padella antiaderente senza utilizzare molti grassi. Tenemos eso en común, que nos gusta comer frito en Sicilia y en el norte del Caribe de Colombia. Y si queremos hacerlo un poco más saludables, pues se pueden hacer al horno y no son tan perjudiciales a la salud. Pero esta es la manera tradicional. Sì. Dobbiamo stare comunque sempre attenti a rispettare un po' la salute in questo momento in cui la pandemia ci costringe a stare molte ore a casa. Noi italiani stiamo cucinando veramente di tutto in molte ricette, in molte versioni, però dobbiamo stare attenti anche alla nostra salute. Questa è una ricetta che può essere realizzata anche senza glutine, perché se sostituiamo il pangrattato normale con un pangrattato gluten free o addirittura anche possiamo togliere il pangrattato e mettere delle patate, se abbiamo delle patate già bollite o già fatte al forno, le possiamo riciclare in una ricetta e realizzare delle polpette proprio facendo una ricetta di recupero di tutto ciò che c'è rimasto. Si può fare con un po' di polenta? Anche sì, si può anche fare con la polenta.
è gluten free, quindi si può realizzare benissimo. Vedi, lo chef c'ha subito il suo suggerimento pronto, io ti adoro per questo. Allora, vuoi spiegare cosa abbiamo fatto? Che noi intanto vado a sistemare le nostre polpettine nel nostro vassoio, pronte per il nostro aperitivo. Questo profumo è semplicemente favoloso. Da favola. Da favola. Allora, noi andiamo a sistemare, come vedete, le nostre polpettine sono molto croccanti all'esterno, però già si vede dalla loro forma che saranno molto morbide e soffici all'interno, appunto per l'unione dell'uovo con poco pangrattato, quindi si sono proprio gonfiate come se fossero delle nuvole. Noi andiamo ad aggiungere semplicemente un po' di colore al nostro piatto, in modo proprio così, andiamo in modo sfacciato con un peperoncino. Questi sono i peperoncini che mio figlio Manfredi ha prodotto nel nostro giardino e que yo sto mangiando e finendo a uno. Ya emplazamos, adornamos con un poco de hojas verdes de perejil y estos pimentones picantes peperoncino, que son de la casa de ella, que su hijo los ha recolectado y los ha puesto a secar. Una domanda, si può mangiare anche con un po' di limone? Si può anche mangiare con un po' di limone, però diciamo il limone poi va ad ammorbidire la nostra frittura, quindi non sarà più crunchy, ma sarà un po' più morbida. Io consiglio di assaggiarle prima così, senza aggiungere sale. Eventualmente possiamo andare ad aggiungere il sale soltanto alla fine, proprio poco prima di servirlo, così la nostra frittura non si affloscia e darà il suo diciamo risultato gustoso proprio alla fine. Manuel, che ti devo dire? Grazie. No, grazie per l'invito. Per essere stato qui con me, è stato un grande piacere, soprattutto perché mi hai fatto compagnia in quest'ultima puntata. Diciamo è sempre un po' triste lasciare, però io sono felice di avervi fatto compagnia in questi mesi. Spero di restarvi nel cuore, anche se oggi il mio sorriso non potete vederlo proprio apertamente, però lo conoscete bene perché sono sempre una persona positiva e spero di avervi regalato degli attimi di positività anche nelle vostre case, nelle vostre cucine. Manuel, vuoi salutare qualcuno? Tu hai tantissimi amici in Sicilia, in Toscana, veramente ne hai tantissimi in Italia. Quindi vuoi salutare qualcuno in particolare? No, tutti i miei amici qui alla Sicilia, a Palermo, a Siracusa, anche a Lucca, i miei amici a Colombia. Quando ritorno a casa li farei mangiare ancora meglio. Come voi la fai. Bene, e allora cari amici di Io Compro Siciliano Chef, io vi saluto, vi do un grandissimo bacio a tutti voi, saluto i miei bambini che si ricordano sempre di me, chiedono sempre di avere un saluto da parte mia, saluto alla piccola Asia e Suami come rappresentanti di tutti i bambini che mi seguono, saluto tutti voi, vi auguro un felice weekend, ci rivedremo dopo Pasqua, un abbraccio e un arrivederci. Ciao Manuel, grazie. Ciao Alexia, gracias por la invitación y espero que les haya agradado esta receta tan deliciosa y tan milenaria de la deliciosa Sicilia. Grazie, ciao a tutti.